Sono in corso a Favara gli ultimi accorgimenti per dare spazio domani dalle ore 16 alla rappresentazione della Passione di Cristo, a cura delle diverse associazioni e compagnie teatrali presenti in città. Stamattina siamo andati a trovarli in piazza Cavour, dove sono stati allestiti i palchetti che consentiranno alle persone che accorreranno di assistere al meglio alla rappresentazione. Ad attenderci Fra Giuseppe Maggiore, guardiano del convento dei Frati Minori Sant'Antonio, uno degli organizzatori dell'evento giunto alla seconda edizione, e l'attore Luca Monterrosso, nei panni di Gesù. Anche quest'anno ripeteremo la Passione di Cristo itinerante che partirà alle ore 16 domani, Domenica delle Palme, qui da piazza Cavour, dove si svolgeranno diverse scene. Anche quest'anno sono coinvolte le diverse associazioni teatrali che stanno lavorando ormai da giorni per la costruzione dei palchi e per l'allestimento delle scenografie. Sono stati altri 2 mesi intensi dove abbiamo sperimentato ancora una volta la familiarità, abbiamo sperimentato come è bello stare insieme e riflettere su un testo sacro che è quello del Vangelo. Ciò che raccomandiamo è di stare attenti in maniera particolare quando in piazza entrerà Pilato con la biga, i cavalli e i soldati romani a cavallo, e di non calcarsi verso i palchi e di stare molto attenti in maniera particolare per i bambini ed essere molto rispettosi. Questa è una raccomandazione che faccio a tutti. E l'augurio è quello di vivere ancora una volta il messaggio del Vangelo che ci accompagnerà fino alla domenica della resurrezione, a partire da domani con la Passione di Cristo. Grazie, pace e bene. Abbiamo fatto molti sforzi anche di tasca nostra, abbiamo cercato in tutti i modi, facendo salti mortali, di raggiungere cifre, materiali e quant'altro servisse a noi e a tutta la rappresentazione. Siamo stati abbastanza autogestiti per quanto riguarda tutta la sistemazione, tutta la preparazione di questa cosa, e per questo vogliamo ringraziare quanti anche nell'anonimato hanno desiderato aiutarci con dei contributi. Non so i loro nomi, non so i loro cognomi, ma desidero dire a voi grazie a nome nostro e di tutte le compagnie teatrali di Favara, a voi che siete rimasti nell'anonimato e a coloro che si sono presentati con nome e cognome. A tutti voi grazie per quanto avete fatto per noi.